Invece qui mi sto avvicinando alla casa di Cavaliero. Adesso vi farò vedere un po' quello che è la casa di Cavaliero, rimasta la casa di Cavaliero, dove probabilmente c'era veramente qualcosa di molto interessante qui. È un po' la struttura quella che è ed è rimasta come era una volta, come era nel periodo dell'ex campo di prigionia. Qui adesso non mi ricordo che cos'era, ma comunque potete vedere anche i sassi, l'altra muraglia e soprattutto delle brevi murature dove probabilmente c'era qualcosa riguardante durante il periodo della guerra della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Qui, come vedete, io vi porto adesso a visitare così dall'esterno, visto che non si può entrare perché è una proprietà privata, anche quello che c'è in giro all'ex struttura. Come vedete ci sono dei sassi, quindi probabilmente c'era qualcosa di interessante qui. Adesso mi entro un po', vado fino qui in maniera da farvi vedere che cosa c'è ancora qui dentro, come è rimasto.